Ultime ore di campagna elettorale, ormai siamo quasi alla fine, il patto per il territorio sempre accanto a Marco Zambuto. Dall'inizio alla fine noi abbiamo fatto questa scelta ed era l'unica scelta che era vicina alle motivazioni che hanno ispirato il patto per il territorio, cioè al di fuori della politica tradizionale che oggi qui ad Agrigento ha dimostrato dopo 20 anni di avere fatto nulla, cioè è stato condannato il sindaco per quello che non ha fatto in 5 anni dalle stesse persone che hanno i poteri per poter aiutare questa città e che in 20 anni non hanno fatto nulla. Vi ricordate voi cittadini qual è l'ultima infrastruttura importante fatta ad Agrigento? Ve la dico io, sono due, il raddoppio di Via Imera e il Palazzo Pluripiano, 1989. Credo Giunta Scifo Macedonio, mi pare, o giù di lì, mi pare di ricordare. Da allora in poi un'altra infrastruttura non è stata fatta. E allora anziché dire cosa non ha fatto Zambuto in 5 anni, che può fare poco un sindaco, pensino loro che condannano Zambuto cosa hanno fatto in 20 anni. Ora sono tutti insieme appassionatamente accanto a Pennica. Bene, loro hanno un progetto. Ed è inutile che lo dico, la gente di Agrigento ormai, oltre che ne ha usata, è esperta, tutte e 10 appassionatamente con Pennica contro Marco Zambuto, che ha accanto il patto per il territorio, che mai e poi mai vedrà un dialogo attualmente con uno di questi capi della deputazione che sanno solo parlare, fare i soloni e non operare. Hanno sbagliato, ma io non li condanno a vita, io spero che i cittadini li puniscano, gli diano loro un esempio e possano redimersi. Può darsi che si redimono e allora nei prossimi 5 anni, perché loro molti ci staranno ancora, vedano di recuperare quello che non hanno fatto per il loro territorio in questi anni, perché il ravvedersi è segno di intelligenza e un po' di umiltà non vi farebbe male.